Chiedo a tutti voi di prestare maggiore attenzione e verificare se il vostro vicino, parente, amico è a casa e sta bene. Un piccolo gesto che anche per il futuro può fare la differenza. Lancio un appello accorato anche dai social alla sindaca di Curtarolo, Martina Rocchio. Da lunedì sera il corpo di un anziano, un uomo sui 70 anni, giace senza un nome nell'obitorio dell'ospedale di Cittadella. Erano le 15:30 quando, mentre forse tentava di attraversare la Valsugana, è stato investito da un'auto all'altezza di Pieve di Curtarolo, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Le indagini sono condotte dalla polizia locale del Medio Brenta. L'uomo non aveva documenti, viaggiava su questa bicicletta nera da donna con cestino, indossava un giubbotto nero leggero, una camicia, un maglione nero, pantaloni neri della tuta e scarpe da ginnastica bianche con una striscia azzurra. Anche i nostri uffici e tutto, insomma, tutta l'amministrazione si è messa a disposizione delle autorità e anche della polizia locale per cercare di dare un nome e un volto, come dire, anche a questa persona, anche perché parliamo forse sempre più di persone che non hanno rete familiare. Questo è probabilmente la cosa un po' più drammatica, quindi l'appello è rivolto a tutti coloro che dovessero magari anche pensare che il vicino non è rientrato e di conseguenza magari possano, allertare le forze dell'ordine per riuscire a fare nuove ricerche. Le ricerche sono state estese anche ai comuni vicini come Campo San Martino. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare la polizia locale del Medio Brenta allo 049 969 7950.